Solo in Veneto sono 900 i bambini che hanno bisogno di cure palliative pediatriche e 250 sono assistiti ogni giorno dall'Hospice pediatrico di Padova, uno dei 6 hospice attivo in tutta Italia. La struttura d'eccellenza ha però bisogno di nuovi posti letto e per questo l'associazione Miglior Vita Possibile, nata nel 2018 per sostenere e promuovere lo studio e l'opportunità di avanzamento scientifico nelle cure, da anni sta mettendo in campo azioni per raccogliere fondi per ampliare la struttura. L'obiettivo: servono altri 5 milioni di euro per triplicare i posti dell'hospice pediatrico. 10 milioni li ha già stanziati il Ministero della Salute. Per questo anche l'Università di Padova ha deciso di fare la sua parte, non solo valorizzando i rapporti tra mondo scientifico e delle associazioni, ma anche con iniziative come quella presentata al Bo, dove nel cortile antico mercoledì sera verrà proiettato il cortometraggio Diretta, diretto dal regista Paolo Boraccetti, recentemente presentato alla Mostra del Cinema di Venezia. È una battaglia per il diritto alla miglior vita possibile da parte di questi bambini, bambine che sono affetti da malattie incurabili, però guaribili, e di cui la ricerca, il progresso della ricerca delle cure mediche consente un miglioramento sia della qualità di vita, sia un allungamento dell'età di vita, e quindi sono tutti obiettivi estremamente importanti.